Buongiorno, buongiorno, ma sapete che cos'è questo? Guarda, mi ci rifletto, eccomi qua. Ciao a tutti, mi vedete con il riflesso del disco? Questo è il mio disco, ovvero sia Moon. È il mio primo progetto dove tutti i brani che ci sono all'interno sono stati suonati completamente da me. È stata un'idea che mi è nata l'anno scorso, un anno e mezzo fa in realtà, l'inverno scorso, 2024, e ho scritto testi, ho scritto le canzoni, insomma le melodie, e poi chiaramente sono andato in studio per mixare il tutto, mettere abbellimenti vari eccetera e rendere completo questo progetto. È un progetto che parla di un viaggio virtuale sulla Luna per guardare la Terra da lontano, capire come ci stiamo comportando e perché ci stiamo comportando forse male e stiamo distruggendo questo nostro mondo. Questi sono i dischi che sono stati già ordinati ieri, eccomi qua, ciao! Sono già stati ordinati ieri. Il link di acquisto è su GoFundMe, perché è un recupero spese, diciamo, una partecipazione a questo progetto, e quindi ci sono vari step di partecipazione. Chi vuole avere solo il disco fisico con all'interno ovviamente la mia dedica personale per voi, e chi invece vuole avere anche questo qui, che è il mio cappellino. Questo è il mio logo appunto personale della musica, e niente, quindi cappellino CD, c'è nero o rosa, e i dischi vengono spediti ovviamente dopo aver fatto l'iscrizione a GoFundMe e la vostra partecipazione. Ci sono le varie quote, insomma, disco spedito, disco cappellino spedito, oppure una quota partecipativa libera di vostro piacimento. Chiaramente si possono fare acquisti multipli per fare anche dei regali. Che musiche troviamo all'interno? Ci sono allora varie canzoni rock, in realtà le principali, le faccio anche vedere. Allora, le principali sono Alone, Experiment, Introspection, People Die. Queste sono rock. Poi c'è, vabbè, la prima, che è come la partenza, no? È tutto simulato come fosse un viaggio proprio, un progetto di viaggio. Shake è la partenza, e quindi tutta la canzone simula proprio un arruolamento e una partenza. Welcome, appunto, la risposta c'è già nel titolo. I See You è una canzone molto introspettiva, proprio dal guardare la Terra dalla Luna. Monday, anche questa molto introspettiva, e mi piace molto Father and Mother, dedicato a tutti quelli che non hanno più o il papà o la mamma. E altre canzoni tipo Run Fire,